Un cordiale saluto e un benvenuto a tutti coloro che ci seguono da casa in streaming. Vi sappiamo sempre numerosi. La conferenza di questa sera vede come protagonista il professor Ulderico Bernardi, che ringraziamo ovviamente per la sua cortese disponibilità. Personalità notissima a livello internazionale, già professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, ha ricoperto incarichi ministeriali e ruoli di pregio nelle istituzioni culturali. Il tema che affronterà il professor Bernardi questa sera è quello dell'identità veneta. Identità veneta da non intendersi in termini, diciamo, di campanilismo sterile, ma semmai all'opposto di patrimonio culturale aperto allo scambio delle culture e delle persone e delle esperienze. E quindi nel senso della continuità, dell'arricchimento e della pace tra i popoli. Lascio la parola al professore. Grazie, professore. Grazie. Grazie dell'accoglienza, dell'introduzione. Grazie per questa desolata, magnifica casa dei Carraresi che ritroviamo qui, vuotissima naturalmente, ma pensiamo che in casa molti avranno il piacere ormai di ascoltare e vedere questa nostra conversazione. Non vuole essere una lezione accademica con gli appunti e tutto il resto, ma solo una chiacchierata che tocca un argomento estremamente complesso e all'apparenza invece estremamente semplice. L'identità delle persone. Tutti abbiamo un'identità naturalmente, non c'è da dubitare su questo, ma noi pensiamo sempre che questa identità sia una identità collettiva, risultato di questa presenza di persone che formano un gruppo appunto che nel tempo viene a formare la sua identità, nel senso che non è qualche cosa di dato una volta per tutte. L'identità è mutevole naturalmente. L'identità è strettamente legata a tutta una serie di fattori, il cambiamento del tempo naturalmente, ma anche la memoria, cioè la persistenza di ciò che noi abbiamo accumulato come comunità locale all'interno di una accumulazione di cultura che comprende ogni aspetto del valore materiale e immateriale e nel quale noi ci ritroviamo e ci riconosciamo. Naturalmente sempre nella distinzione di genere, nella distinzione di lingue, nella distinzione di età, perché pensiamo quanto cambia anche la lingua, per esempio, attraverso le età. Pensiamo a quante trasformazioni abbia questo tipo di comunicazione. Il gergo giovanile è in piena evoluzione, cambia continuamente, introduce parole nuove, ne dimentica naturalmente moltissime altre, quelle delle generazioni precedenti. Ma la situazione, come dicevo, è dinamica e complessa, però indispensabile.
dice il pensiero greco che una sola cosa sono l'essere e la persona, e la lingua, scusate. Ma io dopo vi ricorderò alcuni casi appunto di questo tipo di avvertimenti. Per quel che ci interessa, noi dobbiamo pensare che siamo alle prese con questa disgraziata situazione di pandemia, ma non è la prima volta. Sappiamo che se non è pandemia è invece una situazione di profondo disagio sanitario e che attraverso il tempo ha lasciato tracce importanti. Pensiamo appunto la più vicina è, come viene naturale, la spagnola, naturalmente questa influenza maligna che fece strage in tutta Europa subito dopo e anche durante la prima guerra mondiale. Ma poi ci sono i mali endemici, quelli che ahimè è difficile riuscire a debellare, a cominciare dai più semplici. Pensiamo alla fame nel mondo, tanto per dire, appunto, noi ci siamo sottratti a questa violenza grazie al lavoro, grazie all'intelligenza delle persone, ma questo continua ad esserci. Ci siamo liberati di alcune invece infezioni che avevano una imponente situazione di disagio collettivo. Pensiamo alle varie situazioni del vaiolo, di tutte le grandi non mi viene la parola adesso, è quella che riguarda l'infezione che colpiva fino a qualche anno fa, perché ricordo tanti anche compagni di scuola che avevano la paralisi infantile o che zoppicavano proprio per conseguenza di questo. Tutte situazioni naturalmente con cui ci troviamo a fare i conti e che comunque noi speriamo di uscirne anche presto a questa situazione di pandemia del virus, però teniamo conto che siamo sempre all'interno di quello che è un confronto fra natura e cultura. La natura ha un suo ruolo, la natura procede per suo conto e tutta la parte invisibile, diciamo così, quella appunto dei virus, noi facciamo fatica a scoprirli e invece dobbiamo trovarci a confrontarci con ciò che è la intelligenza dell'uomo e le tecnologie. Queste tecnologie ci hanno naturalmente liberato da moltissime situazioni, ma teniamo conto che non può essere tutto un fatto di tecnologie, perché deve essere anche una questione di spiritualità, di forza, di coraggio, di impegno individuale e sociale. E questo è stato, ahimè, temo, trascurato per un lungo periodo. La spiritualità, quella che nel Medioevo faceva costruire le grandi cattedrali di pietra o formava grandi santi, per certi aspetti è stata completamente rimossa. Noi oggi consideriamo l'aspetto spirituale solo secondario rispetto a quello che è l'importanza primaria della tecnologia, ma non è così. È assolutamente necessario che vi sia un equilibrio fra ciò che è l'esigenza
della persona nel suo complesso e quello che è invece di interesse immediato e necessario e indispensabile per quanto riguarda appunto le evenienze di queste situazioni che faticano a trovare un equilibrio. Quindi anche le persone devono riconvertirsi in qualche maniera e ritrovare un equilibrio, dicevo, indispensabile fra l'agire tecnico e l'agire invece della spinta dei valori che sono appunto quelli che poi guidano l'insieme delle strategie. È difficile capirlo, ma senza valori non c'è possibilità di sviluppo e di crescita. Quindi da questo punto di vista bisogna tornare assolutamente a queste situazioni di equilibrio in cui appunto vi sia anche l'intervento di tutto il complesso della spiritualità di cui dicevo prima. Tenete conto, grazie, ecco sì. Bisogna tenere conto che questo è ancora più indispensabile perché siamo alla vigilia di grandissimi mutamenti. Noi non sappiamo che cosa sarà dopo la chiusura, la conclusione del coronavirus. Perché, per esempio, si tenga conto di quanto ha già cominciato a operare nel mutamento collettivo. Pensiamo per esempio alla realtà del lavoro a domicilio invece che quello in fabbrica o negli uffici, quello che chiamiamo appunto working. E questo naturalmente comporterà poi anche grandi conseguenze sul piano della popolazione. Per esempio in montagna questo farà mutare il rapporto con la pianura. La montagna e lo smart working potranno consentire di ricollocare parte della popolazione secondo vocazione, secondo tipologia di lavoro, perché certi naturalmente resteranno tali e quali. Chi fa il boscaiolo è difficile che possa fare lo smart working, e anche il pastore. Tutto questo però potrà cambiare molto nell'insieme della tipologia dei lavori e nel contempo comporterà anche uno spostamento delle popolazioni, perché una volta, fino a qualche anno fa, la spinta allo spopolamento della montagna era effettivo. Oggi la cosa sta cambiando, sia pure lentamente, ma lo stesso ci sono aree molto estese in cui la presenza umana è trascurabile e altre che invece si ritroveranno in buone condizioni di fisicità e si sposteranno verso la pianura, e altre che si sposteranno verso aree amene, diciamo così, in cui avverranno questi nuovi fatti. Questo solo per immaginare quale sarà il cambiamento sociale, fisico della popolazione
dopo che si sarà conclusa, e non sarà mai conclusa perché, come dicevo, questo confronto serrato fra natura e cultura, fra visibile e invisibile, continua ad esserci e continuerà ad esserci come c'è stato finora. Ad ogni modo, volevo anche dire come chiarimento precedente che questa mia modesta conversazione e il tema più generale dell'identità nasce come occasione del 50° del riconoscimento dell'autonomia regionale veneta e dell'autonomia regionale più in generale per tutto l'assetto istituzionale italiano tra il 1950 e il 1900, no, tra il 1950 e il 2020. In questi 70 anni il Consiglio regionale del Veneto ha voluto raccogliere una importante pubblicazione che raccolta da vari specialisti e secondo i diversi punti di vista appunto sta cercando di spiegare la storia della trasformazione della nostra regione. Ecco, io in questo sono stato pubblicato infatti nel luglio scorso, sono stati pubblicati 2 tomi importanti. Io ho dato un contributo relativo alla identità culturale, appunto, e questo vuole essere un punto importante perché, come dicevo fin dall'inizio, scusatemi, queste situazioni, noi vediamo come sia vivo l'interesse per la nostra realtà veneta in pieno cambiamento e con una accentuata presenza multiculturale che ci portano a dare confronti e a capire bene la nostra radice culturale, perché sulla base di quella naturalmente si può procedere o meno nel confronto con l'altro. La figura dell'altro è la figura essenziale per noi, perché naturalmente il bisogno oggi in tutto il mondo, dove le diverse comunità si esprimono in maniera sempre più autonoma e si affermano nella volontà di autonomia, appunto, in tutto questo dobbiamo avere una corrispondenza di capacità di conoscere e capacità di scambiare, perché è su questa base che avviene l'arricchimento del mondo. Oggi il problema serio è quello di aprirsi agli altri, ma mantenere la propria identità. In questo confronto si verifica appunto la possibilità dello scambio e noi sappiamo da sempre che lo scambio, chi scambia cambia. Chi
cambia perché è attraverso appunto la ricerca delle diversità che si viene a formare questo insieme che poi formerà a sua volta nuovi agglomerati, nuove forme di relazione. Oggi purtroppo fa anche un po' sorridere questo discorso delle persone che vedono amputata la loro relazionalità. Qui siamo in una magnifica sala vuota, adesso naturalmente attraverso i vari procedimenti telematici sarà diffuso quello che interessa far conoscere, ma la realtà è che noi non possiamo, per questi limiti oggi esistenti, impedire, non possiamo lasciare che il contatto fisico umano immediato, senza mediazioni, cioè avvenga. Sappiamo tutti che invece non può essere così. Quindi questo, a parte i provvedimenti in corso relativi ai passaggi da un comune o da una regione o da una provincia all'altra, scusate, pensiamo anche a quanto questo sia dovuto a questioni politiche. Pensiate a questi poveri pescatori di Masara del Vallo che sono stati più di 3 mesi e mezzo privati della libertà e della comunicazione con le famiglie, con i figli, eccetera, perché i contrasti politici e i contrasti d'ordine economico portano poi a questo tipo di impedimenti. Per tornare a noi, a questo tipo di logica nel ragionare sulla identità, dicevo prima che una sola cosa sono l'essere e il parlare, come diceva il pensiero greco. L'identificazione con il parlare, con la comunicazione immediata che comprende la lingua naturalmente, ma anche tutti i dialetti possibili e immaginabili, perché sono forme di comunicazione che hanno instaurato un certo tipo di corrispondenza attraverso il tempo e la storia. Ora c'è un verso di Andrea Zanzotto da Filò che mi è caro, ed è un verso nel suo dialetto naturalmente di Soligo, un po' rustica, questo che dice: vecio parlar che tu ha in tel saor un scip de lat de la Eva. È un verso molto bello, naturalmente anche forse va tradotto perché vuol dire appunto che si tratta che la continuità della memoria trasmessa attraverso le generazioni che forma questo dialetto antico in questo caso. Molte generazioni giovani non sarebbero nemmeno in grado di spiegare che cosa significa, ma questo scip dell'at della Eva, cioè nel grande mare della comunicazione, che ci sia dentro anche uno schizzo di latte di Eva, cioè la progenitrice, ecco. Questo è il senso della continuità di un parlare, di un vecio parlare, che si rinnova continuamente
attraverso gli apporti, gli incontri, gli scambi, i mescolamenti, le ibridazioni e tutto quello che porta appunto a modificare e a inserire nuovi termini e a conoscere. Adesso sappiamo che c'è una grande presenza dei termini inglesi e questo si può verificare benissimo in qualsiasi scuola italiana, le età specialmente più informate attraverso le canzoni, attraverso tutto quello che può essere scambio. Ecco. Naturalmente noi abbiamo la fortuna di avere questa ricchezza straordinaria che non è solo quella veneta, ma italiana. Ovunque i dialetti sono ancora molto vivi, lo sapeva bene Pierpaolo Pasolini quando ha richiamato tante volte questo valore, naturalmente che non è sostitutivo della lingua ufficiale o della lingua estera più nota, ma è semplicemente un riferimento alla stabilità e alla continuità del proprio essere nella comunità locale, perché il mondo è fatto di comunità locali. La comunicazione ovunque si volge attraverso quella che è la realtà locale. Ora, l'identità non può essere neanche un'ossessione dell'appartenenza, perché dopo rischia facilmente di scivolare appunto nelle odiose situazioni non solo di campanilismo, ma dopo di vero e proprio nazionalismo. Quindi tutto deve essere basato su una volontà di apertura di cui si diceva prima. La naturale adesione allo spirito di comunità di un popolo, storicamente definito nel suo pensiero, nella sua storia, è l'amore, rispetto per la tradizione, che è poi il continuo recupero dell'origine, dialogo col passato e non solo semplice trasmissione del fatto storico. Ciò che permane ha valore per la comunità, per tutti gli uomini, di là delle diverse convinzioni ideologiche e politiche, perché l'uomo non è solo un animale sociale, ma il duro privilegio di sapere di dover morire, come diceva Eugenio Montale, spesso inconsapevole dello stesso divenire storico, tormentato da dubbi universali. L'uomo semplice è capace di guardare all'avvenire senza presunzioni. Giuseppe Prezzolini e tanti altri hanno scritto di questo, ma soprattutto Prezzolini li chiamavo qui perché per la cultura italiana c'è una originalità grazie al regionalismo tradizionale, di i difetti, i pericoli che possono giungere fino al campanilismo e la speranza e la varietà e originalità e la sicurezza, la continuità di vitalità del paese. Pensiamo per esempio alla forza
di certe di queste forme di lingua dialettale. Pensiamo a cosa può essere per i napoletani il canto, la canzone, la poesia nell'ambito della napoletanità. Ecco, ma questi sono tutti gli altri. E se il dialetto è vivo, significa che la lingua è viva e naturalmente continua a circolare e a proporsi in tutte le realtà con cui viene a contatto, per cui sappiamo oggi quanto sia mobile la realtà della comunicazione fra le persone con tutti i mezzi tecnologici a disposizione e quanto questo comporti da un lato la volontà di radicamento, quindi quella di trasmettere e conoscere ciò che forma la nostra cultura. La nostra cultura è che poi si trasmette con il dialetto, appunto. La nostra cultura è l'insieme, come dicevo, dei beni materiali e immateriali. Quindi tutto questo porta a una configurazione che porta il singolo e la collettività a comprendersi e a esprimere nuove situazioni valide e poi diventeranno universali, perché è un'impressione quella che il dialetto sia solo un fatto individuale o di piccolo gruppo. La realtà è che è una realtà universale trasmessa attraverso quelli che sono le diverse espressioni materiali e immateriali. L'identità tante volte è insidiata. Spesso anche banalmente si dice, per esempio, che ma bisogna imparare l'inglese, è inutile che stiamo là a parlare di dialetti, invece no. Non si capisce che se si amputa, se si impoverisce uno strumento di comunicazione, è tutta la comunicazione universale che ne viene impoverita. Bisognerebbe a lungo meditare e confrontarsi, perché è così che il mondo procede, diciamo. Scusate. È proprio dell'uomo, sotto qualsiasi cielo, di cercare la soddisfazione dei bisogni materiali e immateriali. Una prospettiva antropologica di necessità si rivolge alla comunità a cui appartiene, organizzandosi nelle forme socialmente più convenienti. Nei lunghi processi di accumulazione della conoscenza si viene formando la cultura intesa come insieme di segni, di simboli, di riti, di voci, di valori condivisi. In questo l'identità segnala in modo da stabilire l'ambito della sua appartenenza. Nell'antica lingua venetica si faceva ponendo sul terreno dei cippi con la scritta incisa la parola teuta, cioè delimitazione duratura dell'appartenenza, ciò che nel concetto latino si definirà communitas,
sentimenti, di aspettative, di valori fondanti, una sintesi che trova nello Statuto del Veneto contemporaneo, interpretando i contenuti delle leggi regionali, e che ha fissato i principi di autogoverno del popolo veneto, consapevole della storia comune, promuovendo le forme corrispondenti alle sue caratteristiche e tradizioni, alla sua storia, al fine di salvaguardarne l'identità, la civiltà, operando per la piena affermazione dell'attuazione politica e istituzionale e stabilendo la solidarietà, la coesione sociale. Dunque per confermare il valore attribuito alle culture locali del Veneto, perché il nemico primo di questa coesione sociale è lo sradicamento. Lo sradicamento significa la perdita di un effettivo valore di continuità con il proprio essere. Ecco, allora è la persona che non è più capace di avere un senso e un significato da dare ai suoi valori. Quanto sradicamento ci sia oggi, è perfino banale considerarlo, perché pensiamo quanto specialmente i più giovani abbiano perduto una base su cui costruire e valutare l'insieme nello scorrere del tempo. Questo sradicamento poi è ancora peggiore perché Simone Weil, per esempio, grande filosofa francese di origine ebraica, diceva: chi è sradicato sradica, perché non ha più appunto il senso del confronto e della continuità con l'insieme di cui fa parte, con la sua comunità. L'identità quindi è doppiamente legata al divenire e nello stesso tempo a quanto è stato. Noi abbiamo avuto anche delle esperienze effettive di ricomposizione dei rapporti fra persone altre, fra persone diverse, anche con un'esperienza che si è vissuta proprio qui nella regione del Veneto negli anni 60-70, con la formazione voluta da intelligenti politici della comunità di Alpe Adria, che vedeva di accostare fra loro lingue, culture diverse, per una finalità che è sempre quella di ricondurre un poco alla volta all'unità dell'umanesimo europeo. Ora con l'Alpe Adria vi era stata un'intesa fra le regioni italiane di Veneto, Friuli, Venezia Giulia e soprattutto Veneto e Friuli, Venezia Giulia, con i quali si erano poi anche intesi regioni vicine ma di altra lingua, come gli sloveni o i croati. Questo purtroppo non è andato oltre dei magnifici tentativi di unità a cui si continua a puntare, perché l'Europa
se sa recuperare il suo antico splendore, se richiama i libri che sono stati scritti in millenni dalla cultura greca fino alla contemporaneità, danno poi il senso complessivo di che cos'è l'Europa di fronte al mondo. Quindi questo aprirsi agli altri diventa necessario per essere radicati nel proprio conoscere, nel proprio vivere. Questa è la condizione che porta alla realtà multiculturale. Noi abbiamo avuto magnifici pensatori che riguardavano questa volontà ferma e precisa di intendersi fra loro e radicarsi, quindi, e integrarsi, nonostante le diversità, anzi, grazie alle diversità. Penso al valore che andrebbe ancora di più ristudiato, che è quello di Niccolò Tommaseo, grande dalmata di lingua italiana, anzi per meglio dire veneta, perché Niccolò Tommaseo aveva un grande attaccamento per quella che era stata la Repubblica di San Marco, e altri che lo hanno fatto invece anche su un piano progettuale politico, come Gioberti per esempio. La prospettiva dell'Italia multiculturale, perché tale è l'Italia ancora oggi, porta di necessità a costruire questa intesa federale che consenta alla singola autonomia, ai singoli dati regionali, provinciali, comunali, di formare una esplicita intesa di relazione più efficace di quella che è la burocratizzazione che ha spezzettato la nostra coscienza collettiva e che ha avuto nel periodo del totalitarismo una mortificazione profonda di quella che è invece la libertà di comunicazione, la libertà di esercizio e di tutela dei propri valori. Su questo senso, quindi, noi dobbiamo continuare ad avere un orientamento capace di arrivare alla intesa vera e propria, auguriamo sia sempre più vasta, naturalmente. Abbiamo avuto tante mescolanze, tanti scambi culturali, e continueremo ad averlo perché, appunto, come sappiamo, la mobilità umana oggi, unita a quella che è la tecnologia, stanno dando continuamente frutti diversi. Noi abbiamo bisogno proprio di questa diversità, primo per scoprire tutto quello che può essere utile da scambiare con gli altri, dall'altro perché questo comporta l'integrazione. L'integrazione alla multiculturalità non è solo un fatto, diciamo così, tecnico, economico. Noi pensiamo che quando si devono integrare le persone diverse, e noi abbiamo in questo momento un'esperienza ormai vasta di quella che è la diversità,
Ecco, di fronte a questo problema della diversità c'è il tema e il valore della integrazione, che che non vuol dire solo che due persone diverse debbano per forza di cose sostituirsi l'uno all'altro, operare in maniera da vedere soddisfatto il loro bisogno di comunicazione, il loro bisogno ma anche il loro bisogno di casa, il loro bisogno di scuola, il loro bisogno di sanità e così via. Quindi l'integrazione è un disegno generale applicato alla nazione e deve essere sempre di più, diciamo così, conosciuto come tema, perché molto spesso si sa che il rovescio della integrazione è invece l'odio fra le comunità, l'odio fra le persone, l'odio fra i gruppi e così via, con il quale naturalmente viene dispersa un'intera visione del mondo relativa alla propria realtà. Con le sopravvivenze di nuovi flussi migratori e con tutto quello che c'è stato, cioè bisogna ricucire la storia nel suo complesso e tenere conto di quelle che sono appunto le novità del mondo che procede inarrestabile. Un'identità composita con pluralità di lingue, ma sostanziale capacità di comprendere l'altro, almeno fino a quando la violenza dell'odio nazionalista etnocentrico si abbatterà sulle terre prossime a quelle di ciascuna cultura. Da questi intrecci di vicinato culturale che necessita di muovere, si vuole ragionare sull'identità civile veneta, sui fondamenti del costume, sui valori condivisi delle regioni che oggi noi diciamo veneti, ma per la verità dobbiamo intenderlo nel senso più vasto del termine, perché la Serenissima durante i secoli il dominio come stato da mar e come stato da terra ha impresso una forma di comunicazione che si può dire quasi perfetta dal punto di vista dell'integrazione. Noi possiamo capirci, qualche modifica, tranquillamente dal Mincio fino al Carnaro. Quindi la pluralità della pronuncia veneta che ha come esempio classico la cadenza che rimane, anche se non è più né parte di una regione né parte di un unico dialetto, che ci fa capire leggendo i poeti veronesi come Berto Barbarani o il nostro trevigiano Carzorzi, oppure Goldoni, oppure Giotti Triestino, tutti forme di
comunicazione veneta che però sono appunto specifici delle singole realtà attraverso il tempo e ci fanno capire come questa identità veneta sia un'identità non solo complessa ma varia e ricca. La ricchezza e l'emancipazione sociale del cosiddetto nord-est italiano non sono spuntate dal deserto culturale. La grande trasformazione che il nostro sviluppo contemporaneo sono l'esito di una storia plurimillenaria di quante intelligenze sacrificate, di quante mortificazioni maschili e femminili, di quanti devastanti sradicamenti migratori, ma anche di quanta tenace voglia di istruirsi, di quanta anonima creatività, di quanta fede, di quanta speranza e di quanta carità è figlio il benessere di cui oggi godiamo. Naturalmente ci sono dei riflessi sociali che sono immediatamente comprensibili nel momento in cui le antiche solidarietà collettive della comunità contadina diventano volontariato, diventano una occasione, un'opportunità per costruire nuova coesione collettiva. Perché tutto questo insieme di piccoli rapporti comunitari, locali, porta oggi ad avere questa capacità di sostenere ancora i valori essenziali di riferimento nelle Venezie, nella dialettica con la cultura delle classi dominanti. Le culture venete non hanno mai avuto un ruolo passivo, puramente subalterno, quantomeno nel disegnare i modelli culturali che ancora oggi fanno di un Veneto un Veneto. La domanda affiora alla bocca partendo dalla mente e dal cuore, sollecitati da questi tempi, dal desiderio e dall'ansia di conoscere la verità della propria appartenenza. Dopo la caduta di credibilità dei chierici ideologici, ci si interroga sui valori che sono il fondamento di ogni comunità degna di questo nome. I grandi orientamenti che guidano nelle scelte essenziali sono l'essenza di un popolo, fondamento della sua identità e condizione per concorrere con altre etnie a una vera società multiculturale, nella speranza che il mondo punti sempre più ad una capacità di unità piuttosto che a questo concorso di influenze negative legate alla capacità di appropriarsi anche di ciò che è di altri. Ciò che i tecnici del conflitto hanno inteso
distruggere gli apprendisti stregoni dell'ingegneria sociale non hanno previsto, nel momento in cui ogni popolo avesse perso la coscienza della sua storia, i guasti dello sradicamento indotto dalle loro smanie cosmopolite ed elitarie, avrebbero visto scatenarsi conflitti belluini, proporsi le pulizie etniche, piuttosto la volontà di costruire una Babele possibile dove la diversità costituisse il contributo e stimolo di ciascuna cultura al patrimonio dell'umanità. Il pluralismo culturale, ormai senza alternative che non siano totalitarie, la stabilità dello sradicamento dalla propria cultura diventa condizione per la reciproca fertilizzazione, con la chiusura, non la chiusura, ma la serena accettazione, la reciprocità e lo scambio fra diversi garantirà al mondo la democrazia delle culture. Noi qui purtroppo non siamo in grado, almeno al momento, di garantire questa reciprocità, ma è quello a cui sostanzialmente cerchiamo di arrivare. Tocca ripartire oggi in piena età della cosiddetta globalizzazione delle culture. Bisogna ripartire dalle culture popolari, dalle appartenenze spontanee, dai corpi intermedi, dalle libere associazioni in tutte quelle forme di relazione informale, spontanea, volontaria e gratuita che hanno dimostrato la capacità di sopravvivere alle strumentalizzazioni dei nazionalismi piccoli e grandi che hanno portato a tanti disastri che noi ben conosciamo dai libri di storia. La tradizione non coincide con la conservazione, è invece il termine per definire il consenso attraverso il tempo, la condivisione di senso tra le generazioni, fondamento su cui poggia ogni innovazione compatibile con la persistenza di un popolo. Dimenticarlo significherebbe pagare altissimi costi umani che già si chiamano espulsione degli anziani dal mondo vitale della famiglia, disagio dei giovani, cerca di benefici surrogati allo spirito di comunità, donne allo sbando in preda a nuovi schiavisti, anche la terra, il seme avviliti, convolti, manipolati, preda di genetisti senza scrupoli, anche un mercato che dà luogo di scambi preziosi per la civiltà e l'emancipazione umana, degenera in terreno privilegiato della standardizzazione, l'appiattimento del profilo della diversità come ricchezza. Una terra senza valori stabili, vocati all'interno, può stabilirsi
landa desolata, se trabocca di beni materiali, un paese cieco, capace di rendere tutti gli altri al riparo dalla sua tracotante abbondanza, si illude di ignorare l'altrui povertà e finge di non sentire il rombo della rivolta che incombe sul suo fragile impero delle cose, nichilismo del progresso come mito che ha generato mostri di integralismo fondamentalista. La tradizione degenera nella follia del fanatismo, trascina alla comune rovina anche le supponenze elitarie. Quando tradizionale che ha resistito a ogni subalternità, insorta una spinta che ha fatto qualche generazione di un Veneto che era povero ed emigrante, regioni tra le privilegiate d'Europa. Per secoli la cultura tradizionale urbana e rurale si è ancorata a valori permanenti, cuore di una naturale religiosità, confrontandosi con la cultura colta dominante, ha patito l'ingiustizia di gerarchie sociali inique, ma senza rassegnarsi ad un ruolo passivo, puramente subalterno, partecipando invece nel disegnare modelli culturali che ancora oggi contraddistinguono la sua specificità. Quando si voleva sradicarsi dai loro riferimenti alla storia e all'eterno fondamento su cui poggia il positivo rapporto della persistenza culturale e mutamento sociale, stabilendo limiti tra lecito e possibile. La famiglia tradizionale, per tanti secoli, pur costretta all'oralità, ha continuato a trasmettere ai figli mestieri e valori, magari nell'aria greve delle veglie invernali nella stalla. Poi all'epoca nostra ha finalmente potuto disporre di forme di istruzione adeguate. È diventato possibile ai più avviare alle comunità locali chi è con gli studi e le ricerche di nuovi interagenti, l'ambiente, storia come comunità, gli elementi materiali ed extramateriali che all'interazione finiscono la cultura in senso propriamente antropologico. E potremmo continuare in una disanima che magari non sarà appassionante, ma spero solo di avere dato, quantomeno in questo insieme magari disordinato, di quelli che sono i valori permanenti e la prospettiva
del mutamento nella persistenza di questi valori, appunto un contributo a far sì che la identità culturale della comunità veneta e di quella italiana e di quella europea e di quella internazionale abbia finalmente una possibilità di vedere una prospettiva pacifica per i nostri popoli. Io mi fermo qui perché, ripeto, la tematica sarebbe molto vasta e in mancanza di reciprocità immediata è difficile poi mettere a fuoco quello che sarebbe l'aspetto di interesse maggiore per ciascuno di voi. Perciò grazie di avermi ascoltato con pazienza e auguri naturalmente per le prossime festività.